Parlavamo di solitudine e stava con i gatti, ma la solitudine un bel giorno finì. Come finì? Perché una volta gli fu presentata una bella brunetta di radici salernitane. Elisa Avigliano si chiamava, una bella ragazza di 26 anni. E lui ne aveva 45, là non poteva nascondere l'età perché insomma si trattava di una donna, non poteva dirgli bugie. Era già celebre però per un centinaio di canzoni. Da questa conoscenza, da questa presentazione, nacque una simpatia che poi si trasformò in fidanzamento durato 11 anni. Pensate che dopo si sposarono e lui aveva 56 anni e 37 ne aveva lei, quindi passavano per lui e per lei gli anni. Lui era solito sedersi al Caffè Gambrinus, uno dei più famosi proprio bar di Napoli, Caffè Gambrinus, che sta lì a Piazza Trieste e Trento. Si metteva lì per non essere visto e si metteva dietro una colonna per non farsi notare dalla persona, tanto che era una persona riservata. Ma un mattino un giornalista di nome Carlo Nazzaro, sapendo di trovarlo dietro quella colonna, andò a trovarlo per salutarlo. Lo vide alquanto imbronciato e disse: maestro, come mai siete così taciturno stamattina, voi che generalmente siete una persona allegra? E lui gli rispose: caro amico mio, io fra 3 giorni mi sposo. Invece di dirlo allegramente, l'ho visto con una certa nota di tristezza. Quindi fra 3 giorni mi sposo, ho comprato tutti i mobili, devo solo comprare la stanza da letto. Però mi metti scuola a cattare, mi metto vergogna, mi volete accompagnare? E così fu, lo accompagnò e andarono a comprare questa stanza da letto. Si sposarono il 20 febbraio del 1916. Dopo le nozze andarono ad abitare in via Santa Lucia numero 107, proprio di fronte alla chiesa della Madonna della Catena. Quindi per arrotondare le entrate, perché poi si era sposato, aveva messo su famiglia, quindi le spese erano un po' superiori alle altre volte. E accettò un posto di revisore al Conservatorio di San Pietro a Maiella. Il 1924 fu un anno di grandi delusioni per Salvatore Di Giacomo, poiché Mussolini, accogliendo le pressioni di Benedetto Croce, lo nominò senatore assieme a Ugo Oietti. Il Senato bocciò questa proposta dicendo che Piedigrotto non entrerà mai in Parlamento, tale quale oggi entra di tutto, vabbè, lasciamo stare. E accettò solo quello di Oietti. Pensate che persona quell'Oietti. Ugo Oietti rifiutò la nomina, non volle diventare senatore per rispetto di Salvatore Di Giacomo. Avrebbe detto Totò: questi sì che sono uomini! Va bene, adesso passiamo ad un altro bel brano, interessante questo che vi ho raccontato fino adesso, Un altro bellissimo brano che fu scritto nel 1897, autori Salvatore Di Giacomo e Vincenzo Valente, la canta il bravo, io lo chiamo il bravissimo perché è un cantante che si distingue davvero per le sue interpretazioni, Salvatore Meola. Quando la luna affaccianna sa cielo, passa luce dall'acqua s'ammira e c'è stenna da raccenda novela commovente da sera sospira. Quando sente passare atroce come voce da terra lontana, lenta lenta suona una campana, dannaruta mi mette a fuga. Tutti mi dicono che sotto procida si passa scansa che c'è pericolo, c'è sta una femmina cantando all'uomo, si chiama Lourdes ma puoi fa morire. Avocava, avocava,
Santa Lucia. Voga voga sirena m'aspetta, ma fa segno e cantando mi dice pescatore, uogagna sta panacchetta con orecchie una vita felice. Voga voga sta voce conosca, chi mi chiama si chiama Isabella, procedana si fa e si bella, e mi stiva facendo morire. Una voce amabile sente parlare, scansata, che c'è pericolo, che sta una femmina che sotto procida, cantano all'uomo ne fa rumore. D'anch'io che mi protegge e mi scansa via. Santa Lucia, Santa Lucia.